quell'onda dove si vola tra la scienza e la leggenda del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, e quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì. Il Mediterraneo sì, una fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai. Che si chiama pane con la mezza, pane camiavosa, il vero aggettivo, pane camiavosa, focaccia con la mezza, focaccia camiavosa. È tutto l'interiore, una parte dell'interiore del vitello che è la mezza, il polmone, l'esofago, la trachea di vitello, che poi a sua volta viene bollita, poi quando è fredda viene tagliata a fettine, poi per condire la focaccia o il panino con la mezza viene tagliata prima a fettine, dopodiché si mette nel tegame a soffriggere con lo strutto, la sugna, e quindi automaticamente si condisce. Dopo che è cotto il pane o la focaccina come questa, si ci mette il sale, il limone o il formaggio, o addirittura ricotta e formaggio. Questa è la focaccia con la mezza, o pane camiamo. E perciò mi piglio per la volta e poi mi faccio sempre Messina Reggio Messina, per tornare sempre una motella per cantare allora io canto siciliano, io canto palermitano, io canto siracusano, se mi sticcio mi sto tromuno sassofone. Una splendida cornice, quella del Castello San Giorgio a Castel di Tusa, per presentarvi il primo appuntamento del pranzo con Letizia. Una rubrica gastronomica sulla ristorazione siciliana di qualità. Troverete le nostre video ricette sul blog Torre del Gusto, il blog del Vivere Sano. Vi aspettiamo in questa baia con i nostri ospiti importanti.
interiore di agnello, di agnello fatti puliti con acqua, puliti sistemati e poi fatti si fanno tipo torciglioni e vengono arrostiti nella griglia. Vedi una grozza sopra un cannone, fui curioso e ci vosi spiare, e allora ella mi rispondeva con gran dolore, morire senza un tocco di campane. Zona dello nostro Moncibello vulcano, chi chietta fuoco e fa le fiamme tutte lato. Mazzi mia, oh mazzi mia, marcia dolorata, salva la vita mia, salva la vita da pomata passata. Quando spazzano la canna, levano i grassetti, i calletti, però prima vengono fritte e dopodiché si fa raffreddare perché viene tutta scura, tipo marrò, che è fritta. Si fa raffreddare e si mette in acqua per 12 ore, 14 ore. Dopodiché si esce, si taglia, si sciacqua, si mette nel pentolone sempre con sale e acqua fredda e si bollisce, lo metto qua. Quando lo metto qua poi me la tiro. Questo è un gesto di un paniere, un po'. La tiro e gli metto dei sacchi di plastica, doppio, più delle, diciamo noi le chiamiamo coperte, per mantenersi sempre calda. Faccio di qua tipo un taglio e ci infiliamo la mano. Sicilia bella come un sole praticamente questo si mangia o come aperitivo per farti la birretta o il bicchierotto di vino, oppure come è la tipica insalata palermitana, è un antipasto. Questa praticamente entra in tutte le cucine palermitane. Sicilia bella